ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Bentrovati, Brescia in tavola, siamo tornati, ciao Federica! Buongiorno! Sei pronta perché oggi non Prontissima. Prepariamo più un primo, ma bensì torniamo sui dolci. E tu Buona. sui dolci, si Sì. direbbe, guardandoti... In che senso? Che te ne intendi, che ne hai Niente. mangiati, che le gusti, che li Tagliala. apprezzi molto. Torta, pere e cioccolato, un classico. Classico e buonissima. Va bene, gli ingredienti, vai Fede. Faccio io? Sì. Allora, ovviamente zucchero, uova, Zucchero, uova, sì. farina, pere, Bene. cioccolato Potremmo mettere fondente. magari anche un pochetto di cannella, magari, che dici? Qualcosa Sì, ti piace, sì, se a qualcuno Ok, piace, insomma, la cannella del burro, sì. ovviamente. Cioccolato fondente, magari anche un pochino di Cioccolato cioccolato al latte col fondente. Ma Dio, il cioccolato fondente va Sì. meglio. Ma poi scusa, che Eh. segrete chi? Sono degli ingredienti, ma che petolotto. Sì. Dai. Ma ti sei arrabbiata su... Posso fare una Sì, perché proposta? te sei tu petolotto, che ho capito, ma che segrete? Petolotto. Petolotto. Sono un petolotto. Oh, il sagna che sto, è petolotto se mio. Petolotto. No, gasso mio. Sarà una cosa brutta perché se me lo dici. Sì, bravo. Ma che bontà! È il petolotto, Gino. Lei sa chi è, che cos'è? No, però posso pensare che sia uno che non capisce molto. Potrebbe essere, qui ragazzi navighiamo un po' a vista sul petolotto. No, Lei ne conosce di petolotto? Non conoscendo il dialetto, Va bene, può permettersi qualsiasi cosa. Lei di qualche petolotto, senza fare nomi, pensa di conoscerne? ma ce ne sono tanti anche in politica. Lì è facile, si spara nel mucchio. Vabbè dai, qualcuno si salva però. Lei di che si occupa, Gino? Di che si occupava? Mi occupavo, lavoravo alla Telecom, ai telefoni. Per Sulle strade o nelle aziende, nelle case? 36 anni dentro nelle centrali telefoniche. Per la gioia delle telespettatrici è tornato Ermanno, guardate qua, questo bel e distinto signore. È andata bene la prima volta, Va bene, fa piacere, grazie, ragazzi, grazie a voi. Abbiamo Grazie. aumentato gli ascolti. Allora Ermanno, il petolotto, E il petolotto. Sinonimo, se mi permettete l'eufemismo francese, di tiratete. Cioè, eufemismo francese. Vabbè, sì, cioè, non lo mettiamo in dubbio. È il tiratete, una persona inconcludente, uno che fa perdere tempo, una persona un po' così, insomma. Ma come si dice tiratete? Lei di dov'è Ermanno? Io sono del Lago di Garda, di Salò, nativo di Salò, e noi lo chiamiamo così, insomma, il petolotto. Ecco. Dai, davvero? Sì, Lei ne sì, conosce sì, di sì. petolotto tiratete nel suo lavoro? Qualcuno purtroppo, sì. Ma poi alla fine paga o no? Poi alla fine pagano, vabbè. poi alla fine pagano. Allora sì. facciamogli tirare un po' sta Ma testa, sì, dai. infatti. Mica il tiro lì l'ho mai sentito. Che il tira chi? Però se la dice il mio amico Ermanno che crede. Mega crede. Ma allora amico. sto petolotto chi è? L'hai capito che roba che Dai, lei? ho capito quello che si impiccia, che Sì, si mischia, che fa perdere tempo. Petolotto in persona. Allora che? Petolotto. Dai, Dai, la domani. torta, pera e Allora, la nostra cioccolato. tutto. Gonde fa sciogliervi il nostro cioccolato fondente. E una bella padilino al sciogliervi. Entrate in una bacinella gonde amalgamaio 3 ingredienti. Che è la farina, gli œuf, il zucchero. Amalgamo tutto insieme al lievito ovviamente, se no la lea mia. Amalgamo tutto, gameton d'eter. Per il nostro cioccolato, e per ovviamente tagliato ok prima, tutto mesciato insieme, mettiamo in una tortiera imburrata Certo, e infarinata, certo, se la tacca certo. mia, metto dentro tutto, fai riscaldare il forno a 180 gradi. È un classico delle torte. Classico, esatto, il 40-45 minuti circa, dopo col classico sticchetto all'interno, tira il ferro e vede se l'è cotta o no. Bene, torta, pera e cioccolato, questa è proprio Sfurno. base. Spolverata di zucchero a velo. Dopo, quando è fredda però. E certo, se Perché no. altrimenti lo zucchero diventa giallino. Mamma, l'allievo supera il maestro.
Ah sì, vabbè, in altezza di sicuro. Non ci vuole Amo, molto. Ma tu non vuoi il amo. numero di Ermanno? Guarda che me l'ha lasciato. Ah, Ermanno. lì. Certo che ce l'ho. Ermanno, grosso. Va bene, la chiudiamo qui. Grazie, alla prossima, arrivederci. Ma che bontà!